Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. E allora, eccoci qua. Oggi siamo veramente felicissimi di essere qua con voi. Anche oggi, perché oggi è detto che le altre volte non lo fossimo. Ma però oggi è la puntata numero... Oggi è la puntata numero 271 di Made in Polesine. Penso alla faccia del nostro amico Maurizio che non ci credeva. Quando siamo partiti diceva questi faranno 3-4 puntate e poi lasciamo invece 271 puntate. È un bel risultato. È un bel successo. Vabbè. Allora, e naturalmente ringraziamo tutti i nostri amici che ci ascoltano. Grazie anche a Trump che ci ha scritto ieri qualcosa. Anche Biden ha detto auguri, complimenti Trump, ragazzi. Era un po' di tempo che non ci scriveva. Perché Biden era un po' preso per le votazioni, però ha detto vabbè, bravi fioi. Bravi intelletto proprio, bravi fioi. Dai. Allora buongiorno, benvenuti. Questo è Made in Polesine, ovviamente. Io, Davide Stefanelli e Leandro Maggi. E naturalmente tutte le settimane su Radio Diva FM, Radio Colbero Vigo e Made in Polesine Web TV. Siamo un po' troppo alti. E adesso andiamo subito a leggere i nostri titoli. Il nostro regista non ci sta tanto. Perché l'abbiamo citato e lui si è arrabbiato. Scusa Maurizio, ti vogliamo bene. Allora, i titoli di oggi: lavori e alle lagune. Poi plastic free e alle elementari. Altro titolo: Covid e buone notizie. Questo speriamo siano veramente buone notizie. Poi ulteriore declassamento ospedale di Adria. E poi ultimo, Sultana Razon e taglio di Po. Ecco qua. Questo è un titolo un po' criptato, e dopo noi spiegheremo. Ma poi chi vivrà vedrà e sentirà soprattutto. Toccando ferro. Ci sentiamo tra pochissimo per iniziare Made in Polesine. Per iniziare la puntata di oggi e di Made in Polesine, ovviamente, è adesso primo titolo: lavori alle lagune. Allora, quest'oggi, a parte un titolo, cerchiamo di essere molto positivi. Sì. E ho avuto il cerchiamo, sì. Abbiamo fatto le ultime 3-4 puntate che erano Covid centriche, nel senso che parlavamo solo del Covid, che purtroppo ci sta complicando la vita in maniera impressionante e importante a tutti. Però tra le buone notizie io ho avuto il piacere martedì di intervistare il sindaco Pizzoli, il sindaco di Porto Tolle, e parlando del più del meno, parlando anche soprattutto del Covid e delle situazioni del paese, però abbiamo chiesto com'è la situazione anche per quanto riguarda la pesca, e citando il fatto che purtroppo le due lagune, diciamo, di riferimento, Barbamarco e Canarina, erano chiuse perché bisognava fare dei lavori. E allora ci ha detto il sindaco che stanno cominciando i lavori a Barbamarco, sono stati stanziati 400.000 euro che sono già operativi e altri 300.000 euro saranno stanziati nei primi mesi del 2021, e anche per il Canarin attraverso i fondi ricavati dalla tempesta Vaia c'è stato un esborso da parte, penso, della regione e dello Stato di 750.000 euro, e altri 550.000 euro saranno poi destinati sempre nel 2021 per ripristinare il Canarin, che ricordiamo è un po' di anni che non è pescoso, e finalmente potranno i pescatori, tantissimi, le migliaia di pescatori che ci sono nel nostro territorio, potranno anche andare nel Canarin, anche perché in questo periodo si sono riversati tutti sulla sacca di Scardovari e la stanno indebolendo, ricordando che la sacca di Scardovari è una delle eccellenze anche dal punto di vista organolettico del nostro territorio. Poi ci parlava anche che c'è un progetto di 300.000 euro sia per una diga sempre al Canarin, e per la sacca di Scardovari altri lavori per ridurre l'insabbiamento. E non ultimo il fatto che ci saranno altri interventi per la bocca al porto di Pila. E che dire, noi siamo qua a controllare, naturalmente ci fa piacere. Ci sono vari interventi che da anni, insomma, che
Però che finalmente sono in sono cantiere, adesso sembra che si sia sbloccata la situazione, sono arrivati un po' di soldini, quindi speriamo sono arrivati molti che le soldini. cose vadano in questa direzione. Sono arrivati molti soldi, questo ci fa piacere, vuol dire che l'amministrazione di Portotolle ha lavorato bene, sia questa naturalmente che anche la precedente, perché sappiamo che per arrivare ai soldini ci vogliono un bel po' di anni, non è che uno fa la richiesta sì. oggi e domani li hai, no. Quindi onore al merito agli amministratori presenti e passati del nostro di Portotolle. Tra le altre cose che ho chiesto, ho anche chiesto come siamo messi con la riconversione della centrale. Ha detto che purtroppo, anche per colpa del Covid, le cose sono un po' in stand by, che purtroppo per quanto riguarda la bonifica e altro è una trattativa tra privati, quindi tra Enel e la società di Firenze che dovrebbe gestire il tutto, e quindi l'amministrazione comunale più di tanto non può solo agevolare l'iter burocratico, e vabbè, chi vivrà vedrà anche da questo punto di vista. Però finalmente riscontriamo un po' di come si dice, di ottimismo sì. dietro a questo velo di malinconia che è questo Covid, che effettivamente ci sta massacrando gli zebedei. Non solo. Non solo. Allora dai, abbiamo così esaurito. Esatto. È finito, sì. Sì. Abbiamo così esaurito il nostro primo argomento di oggi. Tra pochissimo per ovviamente il secondo titolo. Ritornati quindi in diretta su Radio Diva, Radio Colbe e Medi Polesine Web TV. Vi ricordo il giovedì la prima messa in onda, quindi la diretta di Medi Polesine, poi durante il fine settimana le varie repliche sia su Radio Diva e anche su Radio Colbe. Allora, secondo titolo, Plastic Free alle elementari. Allora, c'è stata una iniziativa che secondo me è abbastanza interessante da parte dell'amministrazione di Taglio di Po, perché anche con il contributo di Acque Venete hanno regalato a tutti i ragazzini delle elementari e degli asili delle borracce per evitare che i ragazzini si portino la bottiglietta di plastica in classe, e quindi che dopo la bottiglia di plastica bisogna smaltirla. Certo. E quindi questa qua è una bellissima iniziativa, che poi ricordiamo fa il paio anche con un'iniziativa a livello nazionale, ma che vede protagonisti alcuni personaggi dei nostri territori. Mi viene in mente Riccardo Mancin ed Erminio Polesinani, che appunto fanno parte di questa associazione Plastic Free, che non so se avete visto nei vari social, vanno a recuperare le plastiche e le immondizie che le persone magari lasciano o nelle piazze, ma soprattutto negli argini eccetera. Quindi a loro chapeau, ne abbiamo già parlato in altri periodi. Sì. Ed effettivamente è una bella iniziativa sì. Che tra l'altro sta riscuotendo successo, perché molto spesso si aggiungono tante persone a questo. Quindi l'amministrazione comunale, e appunto con Acque Venete, che abbia regalato queste borracce, secondo me è un buon punto di partenza per insegnare alle giovanissime generazioni quanto è importante rispettare il nostro territorio, il nostro pianeta, e quindi questa è una piccola mossa, ma è comunque un piccolo passo, ma è un grande passo per l'umanità. Certo, sì. Citando Armstrong, non Louis, però. Non Louis, no, Louis no, è tutta un'altra cosa. Però Louis Armstrong era un grande, perché quando ha fatto The Wonderful World, What a Wonderful World. per me è la canzone più bella del Novecento. Bellissima, è molto corta, tra 2 minuti e qualcosa, mi sembra duri. Però è bella. Ma però è di una intensità veramente eccezionale. Vabbè. E quando dice il re dei DJ, siamo andati il re dei DJ, quando poi gli tocca un po' la musica, parte in quarta, non riesco più a fermarlo. Siamo andati un po' fuori tema, però dai, ci stava. Allora dai. What's a wonderful world. c'è l'uomo, c'è. Ci sentiamo tra poco per continuare Made in Polesine. Siamo rientrati e siamo pronti naturalmente a continuare la puntata di oggi di Made in Polesine. Adesso un altro titolo, questo qua speriamo sia veramente positivo, perché dice Covid e buone notizie. Abbiamo sempre parlato di Covid in negativo, adesso a quanto pare insomma ci sono delle notizie positive in arrivo. Ecco, la prima notizia era sui giornali della settimana, che praticamente a Villa Tamerici a Portoviro non ci sono stati casi
all'interno degli ospiti di Villa Tamerici di Covid, quindi questo sappiamo che la fragilità più alta è appunto sulle persone che sono un po' più anziane, ricoverate, sì, appunto nelle case di riposo, e questo ci ha fatto veramente molto piacere, e quindi va anche a sostegno di una professionalità di tutti gli operatori che sono riusciti attraverso il bloccare le visite, attraverso la sanificazione dei locali, a non far ammalare i nostri congiunti più anziani. Ma poi io ieri ho intervistato il sindaco di Corbola. Ricordiamo che anche a Corbola c'è una casa di riposo che fa parte anche di un comprensorio dove c'è anche Taglio di Po, e sia Taglio di Po che Corbola, nelle persone ricoverate non ci sono stati casi di Covid, e questo quindi ci fa veramente molto piacere. Ci fa piacere che siano in un ambiente protetto le nostre persone più care, ripeto, più anziane eccetera, che sono le più fragili, e quindi complimenti a tutto il personale, al personale medico, al personale ospedaliero e gli operatori che sono che stanno svolgendo un super lavoro, diciamolo, ecco. Sì, ricordiamo un po' che tra l'altro c'è stato anche un fatto negativo nel consorzio che appunto gestisce le case di riposo di Taglio di Po e Corbola, perché è fallita appunto l'azienda, la cooperativa che gestiva. Ciò nonostante sono riusciti a sopperire il tutto, a non far pesare questo cambio anche di gestione ai parenti e ai congiunti che sono appunto ricoverati, quindi bravi. Buona notizia, ogni tanto ci vuole, e ricordiamo che a marzo per esempio la grandissima percentuale di malati che sono morti di Covid erano ricoverati nelle case di riposo di Bergamo e di Milano. Noi siamo stati bravi però anche in quel caso, anche durante la primavera, praticamente nelle nostre case di cura locali, insomma, ci sono stati veramente pochissimi casi, forse a Portoviejo zero addirittura, mi sembra di ricordare. No, a Portoviejo zero, forse qualche operatore, però i malati, i ricoverati nessuno. Bene, bravi. Buone notizie. Finalmente buona notizia. Dai. Allora, brevissima pausa, torniamo per continuare Made in Polesine. E siamo sempre noi, quelli di Made in Polesine, naturalmente Davide Stefanelli, Leandro Maggi, e adesso ulteriore diciamo titolo, penultimo addirittura questo, ulteriore declassamento ospedale di Adria. Cosa è successo? Allora, abbiamo parlato lo spot, il post prima di buone notizie, però adesso facciamo una notizia relativamente negativa, nel senso che per sopperire alla mancanza di personale sia paramedico che medico per quanto riguarda il Covid, hanno deciso l'UIS 5 di chiudere pediatria ad Adria per spostare gli operatori al Covid di Rovigo, che detto così potrebbe essere anche sinonimo di solidarietà per quanto riguarda, però effettivamente chiudere la pediatria ad Adria per me è un grossissimo problema, e lo spiego anche. Visto la morfologia del nostro territorio, ricordiamo che la provincia di Rovigo è un sigaro eccetera, per chi abita per esempio, non dico neanche a Scardovari o Bonelli che è lontanissima, ma anche solo a Porto Tolle, per arrivare in pediatria a Rovigo ci mette esattamente un'oretta, sì. Ci metti un'ora, quindi un'urgenza, un problema. Effettivamente spostare un reparto così importante, anzi chiuderlo anche se temporaneamente, secondo me è una cosa abbastanza negativa. Ricordo anche, visto che questa domanda l'ho fatta appunto a Pizzoli nell'incontro che ho avuto l'altro giorno, ricordiamo che a Porto Tolle per esempio non c'è ancora il pediatra, perché c'è una regola abbastanza obsoleta per scegliere appunto i dottori che possono operare nel territorio, quindi proprio necessariamente si devono spostare a Rovigo, nel peggiore delle ipotesi, o al limite a Chioggia, quindi però è un po' più vicina, diciamo. È un po' più vicina. Onestamente non so se penso ci sia pediatria a Chioggia. Onestamente non vorrei dire cose in più, però effettivamente chiudere pediatria ad Adria, ricordando che pediatria non è il reparto dove si partorisce è un'altra cosa, però è molto più sicuro un reparto dove si partorisce con la pediatria affiancata. Esatto, sì. Quindi penso che molti decideranno poi di partorire direttamente a Rovigo, e quindi è un disagio ulteriore per le persone che abitano nel nostro delta,
e questo ci dispiace. Ricordiamo che anni fa c'era addirittura a Portoviro, anche se è una clinica privata, poi il tutto era stato spostato ad Adria e adesso andiamo a Rovigo. Speriamo di fermarci lì, perché altrimenti poi passeremo a Padova, a Verona. Quindi sì, pertanto l'ostetricia sappiamo che pochi anni fa era in dubbio se essere chiuso o meno, nonostante fosse un'eccellenza con una sala parto tra le più all'avanguardia di tutto il Veneto, e comunque vabbè, tanto vi dovevamo. Quindi speriamo innanzitutto che, visto che il direttore Compostela ha detto che è una situazione temporanea e quindi finita l'emergenza si ritornerà alla pediatria d'Adria. Ricordiamo che vogliamo tutti che questa emergenza finisca, speriamo finisca non presto ma prestissimo, e quindi speriamo che ritorni la pediatria e speriamo che poi dopo non si ridiscuta per un altro reparto da chiudere nel nostro ospedale di riferimento del Delta, che è appunto Adria. Va bene, allora con questo abbiamo esaurito anche questo nostro penultimo argomento. Tra pochissimo per l'ultimo argomento di questa settimana. Eccoci allora pronti per affrontare il nostro ultimo argomento di oggi, di Made in Polesine, di questa settimana. Parliamo di Sultana Razon a Taglio di Po. Allora, chi è? Diciamo chi è, perché detta così insomma sembra quasi, non so. Allora, Sultana Razon è ancora, perché è ancora in vita, la moglie del professor Veronesi, noto oncologo di Milano, eccetera. Perché ne parliamo? Perché la signora era di una famiglia ebrea, è stata deportata nel 1941 a Taglio di Po. Sappiamo che con le leggi razziali sono stati perseguitati. E praticamente è stata accolta nel nostro territorio per 3 anni, anzi fino al 1943 ha vissuto ospite di qualche famiglia di Taglio di Po, appunto. Poi dopo i suoi genitori sono stati incarcerati, mandati nei campi di concentramento, prima in Italia, poi in Austria o in Germania. E mentre la signora Sultana Razon, che era molto giovane, è stata poi portata ospite da una famiglia per le buone intenzioni e i buoni uffizi di una guardia carceraria di Taglio di Po. Questa è la storia. E perché ne parliamo? Perché anche su un'idea del signor Orazio Tamburin, che è una persona che ci segue molto spesso sul web, eccetera, che non abita a Taglio di Po ma è originario di questo paese, dice: ma perché non dare la cittadinanza onoraria a questa signora? E quindi, siccome secondo me potrebbe essere una grandissima è una buona idea, dai. Una grandissima idea, ma anche di grandissima civiltà, ci facciamo portatori di questo appello, cerchiamo di promuoverlo quanto più possibile, e quindi chiediamo all'amministrazione comunale di Taglio di Po, che ha sempre dimostrato una certa sensibilità su queste tematiche, di dare la cittadinanza onoraria alla signora Sultana Razon. Noi ve lo volevamo dire, questo post è proprio promozionale per questo. Esatto, è uno spottone, dai. È uno spottone, ci farebbe piacere veramente. Noi siamo qua a disposizione per raccogliere i vostri pareri. Ecco, siamo qua. Se volete, noi siamo come sempre a vostra completa disposizione. Bene, allora, con questo abbiamo di fatto concluso la puntata di oggi, nel senso che abbiamo terminato i nostri argomenti, ma mancano solamente i saluti finali che arriveranno tra pochissimo. E così abbiamo concluso anche la puntata di oggi di Made in Polesine. Siamo veramente alle battute finali e vi ringraziamo naturalmente del vostro gentilissimo ascolto, però prima volevamo un po' appellarci anche noi, insomma, dare motivo, dare sostanza a questa giornata, che è proprio la giornata dedicata alla contro la violenza delle donne. Ecco, ieri 25, sappiamo che siamo in diretta oggi giovedì, ma poi ci sentiranno anche sabato. Però ieri, che era il 25 novembre, era la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. E che dire, solidarietà naturalmente è il minimo sindacale, però ecco, non bisognerebbe ricordarsi solo una volta all'anno di questo. E ricordiamo che la violenza sulle donne al 90% è fatta all'interno delle famiglie, quindi più civiltà, più rispetto, e noi siamo vicini a tutte le donne in generale, ma soprattutto le donne che hanno subito violenza e che subiscono violenze, che la violenza non è solo fisica, molto spesso è anche psicologica. Fa molto più male molto quella sottile. Psicologica. Forse non fa molto più male, ma comunque fa male uguale, ecco. Quindi vabbè, quindi solidarietà a tutte le donne, tutte le nostre ascoltatrici, ma non solo, vi vogliamo bene. Noi alle donne ci vogliamo bene. Vogliamo bene. In generale,
sia alle nostre che un po' a tutte le donne, dai, diciamolo francamente. Allora spiego, siccome è appena entrata sua moglie, ciao cara. Allora, lui si stava allargando tutte le donne, dopo mi sono bloccato. Poi particolare al modo alle nostre. Non potevo continuare. Va bene, poi particolare al modo alle nostre. Vabbè. Dai, allora con questo abbiamo veramente concluso. Ci sentiamo la prossima settimana, come sempre sui nostri media, Radio Diva, Radio Colbe e Made in Polesine Web TV. Da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi, l'augurio come sempre di un buon fine settimana. Il nostro countdown 3, 2, 1. Chapeau. Ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.